Maledetti, maledetti, maledetti. 6-1 andate a vincere oggi, perché non avevate la pressione addosso. La pressione ce l'avete fatta salire a noi, ce l'avete fatta salire, perché oggi una partita che non contava più deve andare in Champions, me ne fottono un cazzo la Champions, dovevi vincerle prima le partite, prima erano le partite che contavano. 6-1, oggi hai fatto il Real Madrid, hai fatto, non hai sbagliato nulla, gli hai regalato un gol solo nel finale perché non hai giocato più, 4-0 al primo tempo, e poi 2 partite al Maradona, dove una la pareggi con la Fiorentina, anzi la perdi con la Fiorentina e un'altra la pareggi con la Roma. E poi con l'Empoli che fai? Vinci 2-0, in 7 minuti la perdi 3-2. Quanti punti abbiamo perso al Maradona? Come lo onorate il nome di Diego? E voi a posto di onorarlo, a posto di dare il massimo in quello stadio, ci avete fatto schifo. E mi sono messo la maglia di questo signore, che lui ha dato tanto per questa maglia, a differenza vostra. Ma c'ha tutti amici. Da Napoli nell'87. Prima di iniziare con il video vi invito come sempre a lasciare almeno un bel mi piace, a iscrivervi al canale se non siete iscritti, attivando la campanellina per essere aggiornati con i nuovi video, e condividete questo video con i vostri amici, parenti e chi vi pare. Parliamo della partita. Che vogliamo dire? Un Napoli che ha fatto una partita perfetta. Tutti quanti oggi sembravano Maradona, tutti, nessuno ha sbagliato. Ma questa partita qui la dovevi fare dalla Fiorentina. La dovevi fare dalla Fiorentina, giocando anche con la Roma e poi con l'Empoli. Dovevi portare 9 punti a casa. Anche se non erano 9, almeno 7. Invece che cazzo hai fatto? Hai portato 1 punto con la Roma, perché quelle altre 2 l'hai perse. L'hai perse. Oggi per vincere 6-1. Che cazzo servono 6 gol? Li dovevi fare prima, i gol. E vincevi la partita. 6 gol in una partita. Bello, sì. Ci fai l'accontentino. Io non mi accontento della Champions, perché sono anni ormai, sono 10 anni che il Napoli, da quando ha avuto la prima volta ha conquistato la prima volta la Champions con Mazzarri, il Napoli ha continuato per andare in Champions, e sono 10 anni. Devi fare il passo in avanti, non puoi accontentarti sempre della Champions. 10 fottuti anni. Capisco dopo 5-6 anni, poi il livello si deve alzare, non è che rimani sempre lì, perché sennò dopo c'è il rischio che vai a calare, te ne vai a baci, perché le altre squadre salgono di livello e tu scendi giù. E l'abbiamo visto che il Milan già quest'anno è salito, ci ha messo un po' di tempo e ci è passato sopra. Ma parliamo anche del fatto della partita, poi andiamo alla partita di oggi che il Napoli ha vinto 6-1, ma parliamo anche del fatto della partita con l'Empoli, perché non è possibile. C'è uno che mi ha commentato, ora scusatemi non mi ricordo il nome, mi ha commentato sotto il video e ha detto: fammi sapere al riguardo della partita di Empoli-Napoli, cosa ne pensi? Il Napoli che ha perso in 7 minuti così, cosa ne penso? Che secondo me c'è calcio scommesse dietro, ragazzi, perché non è possibile che il Napoli in 7 fottuti minuti prende 3 gol. Prende 3 gol, perché se voi andate a giocare, non lo so se voi giocate live sulle scommesse, io ci ho giocato tante volte, e quando vai a giocare una partita, ora proprio Empoli-Napoli, no? L'Empoli a 7 minuti dalla fine perdeva 2-0. A quando era quotata la vittoria? Almeno a 60, 70. E chi ci andava a giocare sopra a quella quota lì? Nessuno, perché aveva paura di perdere i soldi, giustamente. Invece, se l'Empoli avesse fatto un gol prima, diciamo mezz'ora prima che finiva la partita, allora la quota sarebbe stata più bassa e uno avrebbe giocato più facilmente l'uno dell'Empoli. Invece, facendo così, nessuno andava a puntare sull'Empoli. Guagliù. Questo è, secondo me ci sono i soldi che c'è troppo calcio scommesse dietro. Come la partita dell'Udinese con la Fiorentina e l'Inter che perde col Bologna. Troppe scommesse. Ma soprattutto io mi riferisco a questa qui, Empoli-Napoli, mi puzza tanto. Se non sono stati proprio i giocatori a remare contro il presidente. Comunque vai giù. Tralasciando questo, abbiamo visto un bel Napoli.
Però io mi aspettavo questo Napoli in tutte le partite casalinghe soprattutto, per onorare a Diego, invece ci siamo fatti ridere addosso al Maradona, e perdi con lo Spartak Mosca, e perdi con lo Spezia, e perdi con l'Empoli, e perdi all'andato col Sassuolo. Oh, ma che cazzo, ma che cazzo, e che cazzo vuoi vincere il campionato così? Che cazzo vuoi vincere? E dovevo essere allegro per la vittoria. No, non ci sono, perché sono ancora più amareggiato, ancora più incazzato, perché visto il risultato 6-1, ha giocato, il Napoli sembrava il Real Madrid, ha fatto lezione di calcio al Sassuolo. E capisco che la testa è libera, ma cazzo, se sei una grande squadra, se sei una squadra che palle, tu sta partita, le 3 partite precedenti te le dovevi mangiare tutte e 3 le squadre, perché 2 le avevi in casa e una avevi il doppio vantaggio contro l'Empoli. Porca infame. Parlando della partita di oggi, meno male abbiamo ritrovato Di Lorenzo che ha dato un equilibrio importante lì dietro. Koulibaly è il primo a segnare, poi segna Osimhen, poi segna la doppietta Ciro Mertens, segna anche Rachmani. Comunque hanno giocato tutti bene, ve l'ho detto. L'unica pecca è la disattenzione nel finale, ma ci può stare perché comunque vincevi 6-0. Primo tempo ve l'ho detto, 4-0 dopo 20 minuti, praticamente partita era già finita. Voglio però non ci siamo. Quanto cazzo cresciamo di mentalità, quando vinceremo il tricolore noi? Perché qui, se non lo vinci oggi, non l'ha vinto l'anno prima, nel 2018, non l'ha vinto... Cioè, le squadre come Milan, Inter e Juve si vanno sempre di più a rinforzare e tu, ciocchio, non vincerai mai un cazzo. Niente, fatevi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, lasciando un bel mi piace se vi è piaciuto il video, ma soprattutto, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale di Napoli l'87 e non aspettate la carrozza, non aspettate che il Napoli vince il campionato. Quando vince, iscrivetevi al canale. Mamma mia, te ne può pure io se tu devi puntare alla Champions, obiettivo Champions, e ti devi insaccare i soldi e poi vendi i giocatori per fare altri soldi. Hai già capito che sei un imprenditore, però se tu il Napoli lo devi usare solo per fatta a sacca chena, vattene. E pure i giocatori che non sudano, non sputano sangue per la maglia, se ne possono andare. E si può chiamare anche Zelischi, che io lo amo come giocatore, ma se non sputi sangue, vattene pure tu. Con questo è tutto, ragazzi. Buona serata a tutti, amici. Da Napoli 87, come sempre, voglio forza Napoli.